Sulle note della vecchia marcia d'ordinanza dei Carabinieri, il battaglione di formazione si schiera davanti alla loggia di San Giovanni.
Il maggiore Luca Morrone assume il comando dei reparti schierati. Con fanfara della brigata Alpina Iulia a sua disposizione. Grazie. Fianc! Oi! Battaglione riposo! Autorità, gentili signore e signori, graditi ospiti, benvenuti alla celebrazione del 208° annuale di fondazione dell'Arma dei Carabinieri, la cui festa costituisce da sempre momento particolare di riflessione per ricordare i sacrifici compiuti, i risultati conseguiti e soprattutto per rinnovare propositi di impegno sempre più rispondenti alla legittima domanda dei cittadini per una serena convivenza sociale. La nascita dell'Arma dei Carabinieri è sancita dalle regie patenti del 13 luglio 1814, con cui Re Vittorio Emanuele I istituì un corpo di militari per buona condotta e saviezza, distinti col nome di Corpo dei Carabinieri Reali, per migliorare le condizioni della sicurezza nel Regno e garantire il buon governo attraverso compiti rimasti sostanzialmente invariati nel tempo. Sin dal suo sorgere, l'Arma tutta, dai minori livelli ordinativi in su e ovunque sul territorio nazionale, ha rappresentato la più immediata espressione della prossimità dello Stato ai cittadini, dimostrandosi concreta interprete di quel ruolo di rassicurazione, solidarietà e protezione che è patrimonio unanimemente riconosciuto della sua storia. Un contributo prezioso quello offerto dai Carabinieri in questi difficili frangenti, al pari di quello nell'ordinario contrasto ad ogni forma di criminalità, reso con abnegazione silenziosa, spesso mettendo a rischio la propria incolumità. Un pericolo reale, testimoniato dai tanti caduti di ogni tempo. Fin dalla sua nascita, l'Arma dei Carabinieri è al fianco degli italiani per garantire loro sicurezza e prossimità, attraverso la capillare diffusione sul territorio delle oltre 4.500 stazioni e tenenze territoriali, alle quali si aggiungono le circa 1.000 stazioni forestali, contribuendo alla tutela di interessi collettivi anche attraverso l'impegno dei reparti specializzati. Dal 1920 la ricorrenza si celebra il 5 giugno, giorno in cui fu concessa la prima medaglia d'oro al valor militare alla bandiera dell'Arma, per il valore dimostrato ed il sangue poco prima versato nel corso dell'immane sforzo corale posto in essere in tutto il fronte orientale, teatro delle battaglie più cruente. La Legione Carabinieri Friuli Venezia Giulia è erede della prima Legione Carabinieri Reali Provvisoria del 1916 e della disciolta Legione Carabinieri di Trieste. Istituita il 1 marzo 1919, quest'ultima comprendeva le province di Trieste e Gorizia. Soppressa nel 1944 in seguito agli eventi bellici, venne ricostituita in Udine il 1 novembre 1950, comprendendo le province di Udine e Gorizia, cui si aggiunsero la provincia di Trieste, restituita all'Italia nel 1954, e nel 1968 quella della neo-istituita Pordenone. Oggi comprende 4 comandi provinciali, 14 compagnie, una tenenza e 110 stazioni. Nel corso della cerimonia verranno consegnati riconoscimenti ad alcuni militari dell'Arma che si sono particolarmente distinti.
Sono schierati la fanfara della Brigata Alpina Giulia, un battaglione di formazione articolato su 2 compagnie con plotoni composti dalla vostra sinistra a destra da militari in grande uniforme speciale, ispettori, tra i quali alcuni comandanti di stazione, in rappresentanza dei 110 comandi di stazione dislocati nella regione autonoma Friuli Venezia Giulia, personale del 13° Reggimento Carabinieri Friuli Venezia Giulia in uniforme operativa, così come utilizzata nelle missioni internazionali. Personale delle seguenti specialità: motociclisti del nucleo radiomobile, aliquota di primo intervento istituita per fronteggiare eventuali attacchi terroristici e fornire supporto alla struttura territoriale dell'Arma, servizio navale, carabinieri forestali, carabinieri di quartiere, sciatori. Una rappresentanza di militari nei vari gradi in servizio al Comando Legione Friuli Venezia Giulia e presso le organizzazioni speciali dell'Arma di stanza nella regione, tra i quali il nucleo antisofisticazione e sanità, il nucleo operativo ecologico, il nucleo tutela patrimonio culturale, il nucleo ispettorato del lavoro, i nuclei di polizia militare presso le grandi unità dell'esercito, le stazioni carabinieri presso le basi dell'aeronautica di Aviano e Rivolto, il nucleo carabinieri presso il centro di cooperazione internazionale di polizia di Tor Maglern, Austria, il reparto biodiversità di Tarvisio, il centro anticrimine Natura di Udine ed il nucleo CITES di Trieste, che opera in linea con la Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione. I soci dell'Associazione Nazionale Carabinieri e dell'Associazione Nazionale Forestali, gli orfani e le vedove dei nostri carabinieri, assistiti dall'Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari dell'Arma dei Carabinieri e le Benemerite. Si inseriranno inoltre nello schieramento la bandiera di guerra del 13° Reggimento Carabinieri Friuli Venezia Giulia, i gonfaloni delle città di Udine e Trieste, decorati di medaglia d'oro al valor militare, i gonfaloni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dei comuni di Gemona e San Daniele del Friuli, decorati di medaglia d'oro al merito civile, del comune di Cordenons, decorato di medaglia di bronzo al valor militare, nonché quelli dei comuni di Fiume Veneto, Lignano Sabbiatoro e Mortegliano, in rappresentanza dei 215 comuni dislocati in tutta la regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Il medagliere della Federazione Provinciale Istituto del Nastro Azzurro, i labari delle associazioni combattentistiche ed Arma, il labaro dell'Associazione Nazionale Forestali e le bandiere delle sezioni provinciali dell'Associazione Nazionale Carabinieri. Presenziano all'odierna cerimonia la professoressa Paola Deldin Carnielli, medaglia d'oro al valor militare, ed il generale di Corpo d'Armata Luigi Federici, già comandante generale dell'Arma dei Carabinieri. I labari delle associazioni combattentistiche ed Arma e le bandiere di una rappresentanza delle sezioni provinciali dell'Associazione Nazionale Carabinieri si inseriscono nello schieramento. Battaglione, attenti!
Battaglione, riposo! Fanno ingresso i gonfaloni dei comuni di Fiume Veneto, Lignano Sabbiadoro e Mortegliano. Battaglione, attenti! Battaglione, riposo! Fanno ingresso i gonfaloni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dei comuni di Gemona e San Daniele del Friuli, decorati di medaglia d'oro al merito civile, e del comune di Cordenons, decorato di medaglia di bronzo al valor militare. Battaglione, attenti! Battaglione, riposo! Vengono resi gli onori ai gonfaloni delle città di Udine e Trieste, decorati di medaglia d'oro al valor militare. Battaglione, attenti! Presentat arm! Onori ai gonfaloni decorati di medaglia d'oro al valor militare.
Battaglione, fianco! Battaglione, riposo! Vengono resi gli onori alla bandiera di guerra del 13° Reggimento Carabinieri Friuli Venezia Giulia, che si inserisce nello schieramento. Attenti! Onori alla bandiera di guerra del 13° Reggimento Carabinieri Friuli Venezia Giulia. Battaglione, fianco! Battaglione, riposo! Vengono resi gli onori al generale di brigata Francesco Azzeni, comandante della Legione Carabinieri Friuli Venezia Giulia, che passa in rassegna i reparti schierati. Battaglione, attenti! Presentate! Onori al comandante della Legione Carabinieri Friuli Venezia Giulia. Bandiera di guerra del 13° Reggimento Carabinieri Friuli Venezia Giulia, battaglione di formazione con fanfara della Brigata Alpina Giulia, pronti per la rassegna. Battaglione,
Riposo. Viene data lettura del messaggio augurale del Presidente della Repubblica. Battaglione, attenti! Nel 208° anniversario della Fondazione mi è grato rivolgere alle donne e agli uomini dell'Arma dei Carabinieri e alle loro famiglie il saluto e i sentimenti di riconoscenza della Repubblica per il servizio prestato nella tutela dei diritti dei cittadini. Un impegno che si proietta sulla scena internazionale in tante meritorie attività di cooperazione che vanno dalle operazioni di mantenimento della pace e della sicurezza nelle aree di crisi all'addestramento delle forze di polizia locali, concretizzando l'affermazione dei valori iscritti nella Costituzione. Un commosso pensiero va a tutti i carabinieri caduti nell'adempimento del dovere e a quelli feriti nell'esercizio della loro attività. Ricordo in particolare la figura del carabiniere Vittorio Iacovacci, ucciso in Congo assieme all'ambasciatore Luca Attanasio nel corso di una missione a sostegno di un progetto umanitario e alla cui memoria è stata conferita la medaglia d'oro al valor militare. La capacità di ascolto sul territorio, missione specifica dell'Arma, supportata utilmente da iniziative di rigorosa formazione, trova espressione anche sul terreno delle sfide e delle specializzazioni che hanno arricchito nel tempo le professionalità dei carabinieri. La medaglia d'oro al merito civile, assegnata alla bandiera di guerra per le azioni sviluppate a tutela dell'ambiente, degli ecosistemi e della biodiversità, ne è testimonianza. In questo giorno di festa, in coerenza con il motto che contraddistingue i carabinieri, si rinnovano i sentimenti di fedeltà alle istituzioni della Repubblica e ai suoi valori, e la comunità nazionale si stringe intorno a voi che ne rappresentate uno dei volti. A tutti i carabinieri in servizio e in congedo giunga il più fervido augurio. Viva l'Arma dei Carabinieri! Viva le Forze Armate! Viva l'Italia! Sergio Mattarella. Battaglione, riposo! Viene data lettura dell'ordine del giorno del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri. Battaglione, attenti! Carabinieri di ogni ruolo e grado, in servizio e in congedo. Ricorre oggi il 208° annuale della Fondazione dell'Arma dei Carabinieri e con esso sfogliamo un'altra pagina della nostra plurisecolare storia al servizio del Paese. Una storia che ci riempie d'orgoglio, nel segno di una continuità la cui cifra risiede nell'abnegazione con la quale da sempre provvediamo a rassicurare la gente. Un'azione solidamente ancorata ai principi e ai valori che costituiscono il pilastro della nostra scelta di vita, con la ferma e immutata consapevolezza delle responsabilità legate alla funzione che ci onoriamo di svolgere. I perduranti effetti della pandemia che dai primi mesi del 2020 ha cambiato abitudini e prospettive di vita su scala globale e le recenti conseguenze del conflitto russo-ucraino conferiscono ulteriore valenza al nostro impegno, motivandoci ancor di più nello sforzo quotidiano di corrispondere alle istanze delle comunità. Una missione, la nostra, che ormai da tempo è estesa oltre i confini nazionali, trova riconoscimento anche nella Croce d'Oro al merito dell'Arma dei Carabinieri, testé concessa alle bandiere di guerra del 1° Reggimento Paracadutisti Tuscania e del 7° Reggimento Trentino Alto Adige. Un mandato del quale siamo profondamente fieri, poiché assolto per la salvaguardia della pace e dei diritti individuali fondamentali, compresi quelli discendenti dalla sempre maggiore sensibilità verso la biodiversità e gli ecosistemi, cui l'istituzione, forte della propria vocazione e delle eccelse capacità della componente forestale,
dedica energie e risorse preziose, svolgendo un'esemplare azione di prossimità a tutela dell'ambiente, confermata nella motivazione della medaglia d'oro al merito civile conferita oggi alla nostra bandiera. A voi, quindi, donne e uomini dell'Arma, va tutta la mia riconoscenza per lo straordinario impegno profuso nel mantenere saldo il rapporto di fiducia instaurato con il territorio e con la gente. Un impegno che riporta alla mente e nei cuori di tutti il ricordo dei tanti le cui vite purtroppo si sono tristemente spente, come quelle del carabiniere scelto Vittorio Iacovacci, al quale oggi consegniamo idealmente la medaglia d'oro al valor militare alla memoria, tributatagli per il suo estremo tentativo di porre in salvo l'autorità diplomatica affidata alla sua protezione, e del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, del cui sacrificio ricorre quest'anno il quarantennale. Il mio saluto più affettuoso alle nostre famiglie, il cui calore ci sostiene e incoraggia, alleviando il peso delle nostre fatiche e dei nostri pensieri. Allo NAOMAC la mia profonda gratitudine per la generosa opera di assistenza assicurata ai nostri orfani e ai loro familiari, e per la tangibile testimonianza della solidarietà e dello spirito di corpo che ci accomunano. Una coesione genuina, spontanea, di cui l'ANC e l'ANFOR, che non mi stancherò mai di ringraziare, sono fedeli interpreti con la loro preziosa collaborazione e il rispettivo portato di esperienze, valori e tradizioni. Alla rappresentanza militare il mio grazie di cuore per ciò che responsabilmente ha fatto per il benessere del personale e continuerà a fare fino al passaggio del testimone alle associazioni professionali a carattere sindacale, alle quali sin d'ora auguro buon lavoro, in vista del pieno esercizio delle loro funzioni che conseguirà dal testo normativo recentemente approvato dal legislatore. Con tali sentimenti, infine, rivolgo a noi tutti l'auspicio di poter continuare a onorare la nostra scelta di vita all'insegna del giuramento prestato e dei doveri con esso orgogliosamente assunti. Viva l'Arma dei Carabinieri, viva l'Italia! Battaglione, riposo! Prende la parola il comandante della Legione. Battaglione, attenti! Via riposo. Battaglione, riposo! Vi prego, accomodatevi. Saluto con deferenza la bandiera di guerra del 13° Reggimento Carabinieri Friuli Venezia Giulia. Essa è simbolo del merito, del valore, del sacrificio di generazioni di carabinieri e testimone del loro costante impegno. Un pensiero commosso e riconoscente lo rivolgo ai nostri caduti di ogni tempo, che hanno donato la vita per la sicurezza della nazione e dei cittadini. Un cordiale benvenuto agli onorevoli parlamentari, al commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia, ai signori prefetti, agli assessori e consiglieri regionali, ai signori sindaci, ai magistrati e agli accademici e agli esponenti del mondo dell'economia, ai colleghi delle Forze Armate, di Polizia e del Soccorso. Saluto ancora l'Associazione Nazionale Carabinieri, l'Associazione Nazionale Forestali e tutte le associazioni combattentistiche ed arma, la rappresentanza militare e le associazioni professionali a carattere militare tra militari.
E buonasera a tutti voi, cari amici che siete qui convenuti e quelli che ci stanno seguendo in questo momento in diretta televisiva e streaming. L'idea di celebrare per la prima volta l'anniversario della nostra istituzione nel cuore della città è stata immediata e coerente con quello che siamo e ciò che rappresentiamo sin dalla fondazione. Una forza militare di polizia con vocazione spiccatamente territoriale, che nel tempo è divenuta ancor più articolata, molecolare e perfettamente radicata nel tessuto sociale. Oggi l'aderenza fa dell'Arma dei Carabinieri un sistema capillare unico, caratterizzato soprattutto dalle stazioni, quei piccoli presidi dislocati in ogni lembo del Paese, i cui componenti sono generalmente conosciuti da tutti. Li vedi vigilare sia nelle aree urbane che nelle periferie, dove si invochi aiuto o si teme un rischio. Quella rassicurante, immancabile macchia di colore nei mercati e nelle feste del Santo Patrono, che fa parte della cultura popolare e della tradizione. Nel tempo abbiamo cambiato le procedure tecniche e le apparecchiature, migliorato la professionalità, ma il modo di presentarci alla gente, quello, abbiamo cercato di mantenerlo immutato. Nelle calamità, in ogni vicenda bellica, nella lotta alla criminalità, nei periodi bui della storia nazionale o negli impegni sulla scena internazionale, il Carabiniere si è sempre prodigato per svolgere correttamente il suo ruolo di garanzia e di imparzialità, rappresentando una certezza ed un valido punto di riferimento. Gli eredi di quelle figure austere e sagge, descritte in maniera assai felice oltre 2 secoli fa nelle Regge Patenti, il cui DNA è stato tramandato in quello che noi chiamiamo con un recente neologismo la carabinierità. Un enorme patrimonio di storia e di valori, di gesti straordinari e piccole meritorie azioni quotidiane, che si dimostrano con una concreta vicinanza alle persone, ripagata dalla loro fiducia e stima. Un credito che abbiamo l'obbligo morale di ricambiare con abnegazione, rifuggendo l'individualismo, facendo conciliare la tradizione con la modernità, basando il nostro agire sull'attitudine a provvedere con un atteggiamento paziente, silenzioso e generoso, per il quale nel giugno del 1864 una commissione parlamentare indicò per la prima volta l'Arma dei Carabinieri con l'appellativo di benemerita, termine che da lì in poi entrò nell'uso comune. In questo tempo estremamente complesso, globale, fluido, digitale, siamo stati sottoposti a cambiamenti di vita radicali. Abbiamo mutato le nostre abitudini, messo da parte i sogni e dato un peso diverso a ciò che davamo per scontato. Per un paio d'anni non siamo stati liberi di scegliere, ci siamo confrontati col tema della solitudine, soli con la nostra famiglia, talvolta soli nella nostra famiglia. Abbiamo imparato a comunicare attraverso i display, interrotto le consuete relazioni sociali e smesso di abbracciarci, condividendo un inaspettato senso di smarrimento e di incertezza. L'Arma, insieme alle altre forze armate e di polizia, in piena sinergia con le amministrazioni locali e la protezione civile, con il prezioso supporto dei tanti impagabili volontari, ha sostenuto in ogni modo l'encomiabile sforzo del personale sanitario, col trasporto di materiale, la scorta ai vaccini, talora affiancando medici e infermieri militari alle strutture ospedaliere in difficoltà e soprattutto con gesti meno visibili, ma non per questo meno efficaci, come la consegna della pensione alle persone anziane o impossibilitate ad uscire dalla propria abitazione, piuttosto che recapitare curativi o provviste alimentari che al di là della necessità materiale in quei frangenti hanno rappresentato un'eccezionale occasione di avere un contatto umano e alleviare l'insostenibile peso dell'isolamento.
Ne sono ulteriore testimonianza le numerose richieste di assistenza pervenute alle nostre centrali operative per ottenere spiegazioni sui provvedimenti di volta in volta adottati dal Governo. Chiamate che spesso si sono allungate per avere un po' di compagnia da quella voce rassicurante, solidale, che curasse l'umore. Questo tempo ci ha insegnato ad ascoltare per capire, più che per rispondere. È stata una vicinanza costante e molto gratificante, che anche per i carabinieri ha avuto un prezzo. Nell'Arma ci sono stati circa 42.500 contagiati e 33 militari sono deceduti. Anche di fronte a questo alto tributo, le attività non si sono mai fermate e nessun reparto è stato chiuso. Abbiamo solo adeguato le procedure, riorganizzato il servizio e modulato gli orari di apertura delle caserme a tutto vantaggio dell'utenza. Prima di chiudere il mio intervento, vorrei evidenziare che il bell'allestimento floreale della piazza non ha solo una funzione decorativa, ma vuole anche esaltare il ruolo dell'Arma verso l'ambiente. La nostra istituzione, infatti, con lungimiranza e sensibilità rispetto alle crescenti esigenze della collettività, già negli anni '80 creò il nucleo operativo ecologico, primo esempio in Europa di reparto con il compito specifico di garantire la sorveglianza, la prevenzione e la repressione dei reati in danno dell'ambiente. Le competenze acquisite nel tempo sono state messe a sistema nel 2017, quando il glorioso Corpo Forestale dello Stato è confluito nell'Arma dei Carabinieri, portando in dote, oltre alle funzioni attribuitegli, le straordinarie esperienze maturate nella sua lunga storia. Un evento di portata epocale che ha permesso la costituzione di una grande unità con 7.000 donne e uomini, che assicura in modo organico l'esercizio di tutte le azioni specialistiche legate al mantenimento del capitale naturale, della conservazione della biodiversità e della tutela del mondo animale, condizioni imprescindibili per uno sviluppo equilibrato delle attività economico-sociali. L'Arma svolge altresì un'importante attività di educazione attraverso la realizzazione di progetti rivolti a scuole, associazioni e famiglie, con l'obiettivo di diffondere la cultura ambientale. Lo scorso anno è stato lanciato in collaborazione con il Ministero della Transizione Ecologica il progetto nazionale denominato Un albero per il futuro, che prevede la messa a dimora di oltre 50.000 alberi da parte dei ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado, per creare un bosco diffuso della legalità. Concludo ringraziando il sindaco Fontanini e l'amministrazione comunale della città di Udine per l'entusiasmo e il supporto con cui hanno sostenuto l'idea di offrire alla popolazione la possibilità di prendere parte a questa cerimonia. Il generale Maioli, vecchio amico e collega di corso d'accademia, per aver consentito di far esibire la fanfara della Giulia accostando ai nostri pennacchi rosso-blu le penne nere degli alpini. Siete bravissimi. Un doveroso ringraziamento ai miei ufficiali, marescialli, brigadieri appuntati e carabinieri, ispirati dalla passione e dalla consapevolezza del privilegio di servire il tricolore con gli alamari, che con la loro opera contribuiscono a rendere la nostra amata patria più sicura, prospera e libera. Alle nostre famiglie che ci sostengono nei momenti di difficoltà,
E l'ultimo grazie lo dedico ai cittadini italiani. Un sentimento di sincera gratitudine per l'affetto che ci indirizzano da 208 anni, con l'auspicio di essere sempre all'altezza delle aspettative. La Virgo Fidelis benedica l'Arma dei Carabinieri. Il buon Dio protegga il Friuli Venezia Giulia e la sua gente. Viva l'Italia! Buona festa a tutti! Verranno ora consegnati attestati di riconoscimento ad alcuni militari che si sono particolarmente distinti. Appuntato scelto Mirko Imperatori, effettivo alla stazione Carabinieri di Gorizia Montesanto. Encomio solenne come prima attestazione di merito del signor Comandante Generale dell'Arma con la seguente motivazione. Battaglione, attenti! Addetto a stazione urbana, con eccezionale senso di abnegazione e generoso altruismo, non esitava ad immergersi nelle fredde acque di un fiume per soccorrere un uomo che, lasciatosi cadere da un ponte in balia delle forti correnti, rischiava di annegare, riuscendo a raggiungerlo ed a trarlo in salvo. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere. Gorizia, 8 aprile 2020. Poso. Consegna la ricompensa il professore Pietro Fontanini, sindaco di Udine. I gentili ospiti possono accomodarsi. Luogotenente carica speciale Marco Mori, maresciallo ordinario Federico De Sabato, brigadiere Salvatore Pecoraro ed appuntato scelto Luca Muser, effettivi al nucleo investigativo del Comando Provinciale di Udine. Encomio semplice del Comandante della Legione Carabinieri Friuli Venezia Giulia con la seguente motivazione. Attenti! Addetti al nucleo investigativo di Comando Provinciale, evidenziando elevata professionalità, non comune senso del dovere e spiccato acume investigativo, offrivano determinante contributo a complessa attività di indagine che consentiva di disarticolare un sodalizio criminale dedito al traffico di sostanze stupefacenti e armi clandestine, allo sfruttamento della prostituzione ed al riciclaggio. L'operazione si concludeva con l'arresto di 4 persone ed il sequestro di un consistente quantitativo di droga, di varie armi e denaro contante. Provincia di Udine, settembre 2019, febbraio 2021. Consegna la ricompensa il dottor Pierpaolo Roberti, assessore regionale alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, immigrazione, in rappresentanza del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Luogotenente carica speciale Paolo Parinetto,
luogotenente Vittorio Alegiani, brigadieri Simone Aquino Sacconato e Riccardo Rossi e appuntato scelto Alberto Benigni, effettivi al nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Latisana. Encomio semplice del comandante della Legione Carabinieri Friuli Venezia Giulia con la seguente motivazione. Dando prova di elevato senso del dovere e non comune professionalità, partecipavano a complessa indagine che consentiva di disarticolare un sodalizio criminale dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione si concludeva con l'arresto di 10 persone, il deferimento in stato di libertà di altri 5 correi e il sequestro di un considerevole quantitativo di droga di diverso genere. Province di Udine, Treviso e Venezia, dicembre 2018, febbraio 2021. Battaglione Riposo. Consegna la ricompensa il dottor Annunziato Vardè, commissario del governo nella regione autonoma Friuli Venezia Giulia e prefetto di Trieste. Luogotenente Rochi De Donatis, addetto al servizio amministrativo legionale, all'epoca dei fatti addetto all'aliquota operativa della Compagnia di Monfalcone. Encomio semplice del comandante della Legione Carabinieri Friuli Venezia Giulia con la seguente motivazione. Battaglione Attenti. Addetto ad aliquota operativa di nucleo operativo radiomobile di compagnia distaccata, dando prova di elevatissima professionalità, spiccato acume investigativo e ferma determinazione, forniva determinante contributo a complessa attività di indagine che consentiva di disarticolare un sodalizio criminale responsabile di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe ed estorsioni ai danni di anziani. L'operazione si concludeva con l'applicazione di 2 misure restrittive, il deferimento in stato di libertà di un ulteriore correo ed il sequestro di parte della refurtiva. Friuli Venezia Giulia e Veneto, dicembre 2019, febbraio 2021. Battaglione Riposo. Consegna la ricompensa il dottor Massimo Marchesiello, prefetto di Udine. Brigadiere capo qualifica speciale Marco Mantovanelli, brigadiere Salvatore Rasulo, appuntato scelto qualifica speciale Roberto Di Luca ed appuntato scelto Lorenzo Grimani, effettivi alla compagnia di Trieste via Ermet. Encomio semplice del comandante della Legione Carabinieri Friuli Venezia Giulia con la seguente motivazione. Attenti! Addetti a sezione radiomobile di compagnia capoluogo e stazione urbana, evidenziando ferma determinazione, elevato coraggio e qualificata professionalità, non esitavano ad intervenire all'interno di un ufficio pubblico, ove un uomo con chiari propositi suicidi si era cosparso di liquido infiammabile, minacciando di darsi fuoco. L'intervento consentiva, al termine di un difficile tentativo di persuasione, di bloccare l'esagitato, scongiurando così più gravi conseguenze. Trieste, 15 aprile 2022. Battaglione Riposo. Consegna la ricompensa il dottor Sergio Gorian, presidente della Corte d'Appello di Trieste.
Appuntato scelto qualifica speciale Alberto Frasson e pari grado Leonardo Codan, effettivi alla stazione di grado. Apprezzamento come prima attestazione di merito del comandante della Legione Carabinieri Friuli Venezia Giulia con la seguente motivazione. Battaglione, attenti! Addetti ad equipaggio di battello di stazione distaccata, con eccezionale abnegazione e generoso altruismo, non esitavano ad immergersi in mare per soccorrere un giovane in stato di ebbrezza alcolica che, caduto in acqua, rischiava di annegare. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere. Grado Gorizia, 16 agosto 2021. Battaglione, riposo! Consegna la ricompensa il dottor Dario Groman, procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Trieste. Vengono resi gli onori alla bandiera di guerra del 13° Reggimento Carabinieri Friuli Venezia Giulia che lascia lo schieramento. Attenti! Presentate! Onori alla bandiera di guerra del 13° Reggimento Carabinieri Friuli Venezia Giulia. La chioma che schiava di Roma, in Dio la creò. Fratelli d'Italia, l'Italia è sedesta dell'elmo di Scipio, s'è cinta la testa. Dov'è la vittoria? Le porga la chioma che schiava di Roma, il Dio la creò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò, sì! Battaglione, Vengono resi gli onori ai gonfaloni delle città di Udine e Trieste, decorati di medaglia d'oro al valor militare, che lasciano il luogo della cerimonia. Presentate! Onori ai gonfaloni decorati di medaglia d'oro al valor militare.
Battaglione fianc, battaglione riposo. Vengono resi gli onori al comandante della Legione. Onori al comandante della Legione Carabinieri Friuli Venezia Giulia. I gonfaloni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dei comuni di Gemona e San Daniele del Friuli, decorati di medaglia d'oro al merito civile, del comune di Cordenons, decorato di medaglia di bronzo al valor militare, lasciano il luogo della cerimonia. Battaglione attenti! Battaglione riposo! I gonfaloni dei comuni di Fiume Veneto, Lignano Sabbiadoro e Mortegliano lasciano il luogo della cerimonia. Battaglione riposo! I labari delle associazioni combattentistiche ed arma e le bandiere delle sezioni provinciali dell'Associazione Nazionale Carabinieri lasciano il luogo della cerimonia. Battaglione attenti!
Battaglione, riposo! La cerimonia è terminata. Si ringraziano la Camera di Commercio di Pordenone e Udine e la Cochi Group di Feletto Umberto per il fattivo contributo offerto per la riuscita dell'odierna manifestazione. I consueti dati statistici delle complessive attività svolte dai dispositivi dell'Arma in tutto il territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sono a disposizione delle testate giornalistiche regionali.